Allora, noi sapevamo sarebbe stata una partita difficile, le abbiamo incontrate più volte in campionato, nel girone di eccellenza avevamo vinto, però sapevamo che non ci davano una partita facile, ci avrebbero dato sicuramente filo da torcere. Siamo state brave noi perché abbiamo ricevuto tanto, abbiamo difeso, abbiamo contrattaccato in modo cattivo come ci hanno sempre insegnato di fare. Abbiamo avuto un cedimento nel secondo set che vabbè, ci sta, è l'emozione della finale. E, abbiamo sempre creduto di potercela fare, arrivare fino a qua, il nostro obiettivo era comunque arrivarci e vincere. Ci ha sempre sostenuto un'allenatrice che ha sempre voluto portare in campo la testa, il cuore, e questo che secondo me ha fatto la differenza oggi. Adesso ci aspettiamo un buon risultato, ritorniamo in palestra più forti di prima, ricominciare a lavorare. Siamo un bellissimo gruppo, io sono contenta di rappresentarlo, siamo una squadra abbastanza nuova, ci sono state dei nuovi arrivi, ci sono molte piccole che comunque si sono messe dentro al gruppo che già c'era delle 2000 in modo fantastico. Ci vogliamo un sacco di bene e è questo che portiamo sempre in campo. Non siamo una squadra alta a livello fisico, giochiamo di semplicità, giochiamo col cuore, basta. Allora, è stata un'annata un po' difficile quest'anno, abbiamo avuto un girone d'eccellenza molto tosto, avendo il Feltre, avendo il Costa stesso, avendo l'Aurora. È stato un girone difficile, alla fine ci siamo qualificate e abbiamo ritrovato il Costa. È stata una partita secondo me bella fino a un certo punto, poi secondo me loro hanno mollato un po', non ci hanno più creduto molto. E sapevamo che dovevamo stare attenti alla loro battuta soprattutto e alla loro difesa, perché secondo me ci equivaliamo in difesa. Forse la maggiore esperienza di qualcuno, vista che qualche ragazzina arriva dalle finali dei Under 12, ha dato un po' di più tranquillità in campo. E noi siamo un bel gruppo, abbiamo anche ragazzini un po' più piccole, del 2002 in campo, e la voglia di vincere è stata tanta. Adesso ci aspettano le fasi regionali, avremo il problema della concomitanza con le fasi regionali Under 14 perché mezza squadra questa Under 16 è anche Under 14. Quindi avremo una partita importante sabato e subito il giorno dopo un concentramento di 4 squadre. L'anno scorso abbiamo avuto un po' di sfortuna perché nella fase regionale abbiamo avuto delle influenze di 2 titolari molto importanti. Speriamo che quest'anno vada un po' meglio, di andare più in là possibile.